Torna l'ex tempore non scompare, anzi viene rafforzata da un contenitore che vuole essere più articolato, più ambizioso, sfiorare temi che sono anche differenti da quello della manualità. Belluno Città del Legno è una scommessa del nostro consorzio che ha trovato nel centro consorzi e nel circolo cultura e stampa degli importanti compagni di avventura per approfondire tematiche e segmenti che non sono propriamente nostri. È ripeto, una scommessa, un contenitore che ci siamo accorti già aveva un profilo importante da un punto di vista popolare, artistico, che viene integrato già da quest'anno con aspetti di spettacolo, di cinematografia, di cucina e soprattutto di riflessione. Questo sta ai nostri partner dirlo e svilupparlo. Gli appuntamenti sono una quindicina, oltre all'ex tempore gli appuntamenti collaterali di quel fine settimana. Ecco, l'ex tempore, attenzione, non cambia, non viene modificata in nulla, quindi i bambini vedranno gli scultori, potranno votare. Ne cito un paio. Ci sarà una cena che si chiama Il legno è servito, e sarà a base di legno, una sorpresa. E 2 spettacoli che saranno quello del Segreto di Boscovecchio, che è stato proposto dal Circolo Cultura e Stampa, e quello di Davide van der Sfros, un concerto di un autore alpino che è da sempre sensibile al tema del legno e della foresta.